Settima corsa dall'Arcoveggio e confronto sul miglio per cavalli di 3 anni in 12 dietro le ali dell'Autostart. 1 Furacao Vir, 2 Fipsi Etoile, 3 Feeling LJ, 4 Furia Capar, 5 Fattù di Poggio, 6 Fiona dei Ronchi. Seconda linea 7 Fast Home, 8 Phantom OP, 9 Falcon Baldone, 10 Frullino, 11 Foreman, 12 Fiammingo. I favori in chiusura per Fattù di Poggio, numero 5, Edoardo Lucisano. Stacco della macchina con tentativo di Feeling LJ di assumere l'iniziativa. Feeling LJ va a condurre, mentre c'è l'errore. Numero 2, Fipsi Etoile, Fipsi squalificato. Etoile e sbaglia anche Furacao Numero Vir. 1, Furacao Terza Vir, in seconda posizione va Furia Capar davanti a Frullino. Mentre per corsie esterne c'è Fattù di Poggio che avanza dopo 300 metri di gara, cerca di portarsi su Feeling LJ che guida comunque al completamento dei 400 in 39 e si adegua Fattù di Poggio a lato di Furia Capar. Più indietro Frullino, all'esterno ancora Fiona dei Ronchi con alla corda Falcon Baldone, via via tutti gli altri. 47,3 il passaggio a 600, rallentamento in 16,4 in curva e ora davanti alle tribune dopo i primi 700 metri di gara. Non cambia la situazione tattica, al comando Feeling LJ, all'esterno si impegna Fattù di Poggio, 800 intanto che se ne vanno in 1-2,5 con accelerazione davanti alle tribune, 15,2. Lungo la corda segue sempre Furia Capar, poi in terza posizione Frullino. Tanto l'errore di Fattù numero di Poggio, 5, dopo un chilometro in 1,17,8 prende vantaggio intanto Feeling LJ da Furia Capar, che però viene sopravanzata all'esterno da Fiona dei Ronchi, poi cerca di inserirsi anche Frullino, la progressione anche di Foreman. Foreman avanza all'esterno con Frullino che cerca di infilarsi fra Foreman e Fiona dei Ronchi. Al comando entra però Feeling LJ, retta d'arrivo con Feeling in vantaggio. Lo scatto di Frullino. Numero Frullino 12, nel Flammingo, finale passa per vincere agevolmente il secondo posto sul palo e ancora per Feeling LJ che tiene a bada il tentativo di Foreman. 1,17,2, 38 a chiudere la vittoria per Frullino. Maurizio Visco in sediolo e anche il trainer per conto della signora Emanuela Lelli. Andiamo a rivedere il successo per Frullino di spunto. Piega Feeling LJ nel finale. Al terzo posto finisce Foreman.